finalmente abbiamo vinto. Tanti mi chiedono qual è stato il segreto. È stato chiamare Olindo Filippi. Dico, chiama Olindo Filippi. E allora hanno detto gli altri, no, no, lo chiamiamo. Bene, dico, allora la squadra ve la fate voi. Cosa volete che vi dica? La squadra allora ve la fate voi e fate quello che volete, io non so cosa dire, e allora fatevi voi la squadra e basta, ecco. Poi tirammo la strimpella, ho chiamato Olindo, ho convinto la società, dico, sentite, Olindo mi dà dei consigli, allora dico, Olindo, che consigli mi dai? Guarda, mi fa, allora te devi far giocare la squadra, uno lo metti qua, uno lo metti là, così, e devi giocare sulle fasce. Come sulle fasce? Dico, certo, sulle fasce. Come sulle fasce? Sulle fasce. Dico, io non ho mai giocato così, non ci riesco. E tu ascolta, mi fa giocare sulle fasce. Dico, va bene, e Bertani dove lo metto? Bertani è un ragazzo di qualità, un ragazzo di quantità, dico, vabbè, lo so già da me e non ci credo. Dico, Rindo, comunque grazie, ti ringrazio, fammi sapere cosa ti devo per il disturbo, una cena, qualcosa. Dice, ma che cena? E qua si tratta di parlare dei soldi. Come dei soldi? Che dei soldi? E dico, come dei soldi? E quanto vorresti per un consiglio del genere? E dice, guarda, uno con tanti zeri. Come uno? Dico, Rindo, stai scherzando, siamo amici, come uno con tanti zeri? E mi fa, te non ti preoccupare, vedrai che vincerai. E insomma, mi fa, mi ripete la stessa cosa, mi fa, uno con tanti zeri, così.